Ad oggi le istituzioni europee e gli Stati membri hanno mobilitato 2.770 miliardi di euro e la più ampia risposta finanziaria a una crisi europea mai data nella storia, lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L'Eurogruppo dovrà approvare il piano di 100 miliardi per finanziare la cassa integrazione europea. Il commissario Gentiloni dice è un primo passo storico, dalla crisi si esce insieme. Barbara Capponi. Oggi l'Europa si sta mobilitando al fianco dell'Italia. Purtroppo non è stato sempre così. Parole di scusa che la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen esprime nella lettera al quotidiano La Repubblica. Riconosce che nei primi giorni della crisi in troppi in Europa hanno pensato solo ai problemi di casa propria, un comportamento dannoso e che, sottolinea la von der Leyen, poteva essere evitato, ma l'Europa ha cambiato passo. La Presidente ricorda lo strumento annunciato ieri, battezzato SURE, per finanziare la cassa integrazione. L'Unione Europea stanzierà fino a 100 miliardi in favore dei paesi più colpiti a partire dall'Italia per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. E questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri. Positiva la reazione del commissario europeo all'economia Gentiloni, è la prima risposta comune dei paesi europei alla crisi, commenta, un passo storico, comincio ad essere ottimista sul fatto che altri ne seguiranno. Tanti gli italiani che